L'applauso dovrebbe venire, siamo in pochi nello studio, però davvero complimenti così. E allora andiamo a conoscere i rappresentanti della prima parte dei solisti veneti. Passo già il microfono con il violino Lucio Degani, poi abbiamo violino Viola d'Amore Chiara Parrini, poi abbiamo il contrabbasso Luca Stevanato, che ovviamente è il sopranino in alto, il violoncello Gian Antonio Viero e la viola Giancarlo Di Vacri. Grazie davvero di essere venuti, perché so che siete molto impegnati, so che è fatica ad avere l'orchestra dei solisti veneti, voi siete venuti in rappresentanza, quindi davvero vi fa onore, vi ringrazio perché questa puntata l'abbiamo dedicata al maestro. Allora, io vorrei farvi parlare tutti, però siete resti, ma dopo cerchiamo un po', c'era la Viola d'Amore che vuole parlare assolutamente, ma ha detto io cercherò di accontentarla in tutte le maniere, perché ha detto che voleva parlare, io cercherò di farlo. Detto questo, al di là di tutto Degani, quando nasce diciamo, il rapporto tra voi, tra Degani in questo caso, con Claudio Scimone? Il rapporto mio col maestro Scimone è nato esattamente il 26 febbraio del 1986, quindi a febbraio sarebbero stati 33 anni. E un giorno dopo il mio Complimenti, compleanno. perché li porta bene, cioè. Sì, beh, insomma, non si... Al di là di tutto. No, non ho 33 anni. Ho capito, quello l'ho capito, però Avevo 33 anni compiuto... sommando, per Sì, quello li porta bene. avevo 19 anni compiuti da un Quindi giorno. ne ha, perché se ne aveva 33 era una cosa Quindi ancora di io più. festeggiavo appunto il compleanno il giorno dopo festeggiavo l'anniversario di permanenza nei Cosa hai solisti imparato veneti. da Claudio Scimone Degani? Beh, il maestro Scimone è stata diciamo, la parte forse più importante della mia vita, perché con lui, oltre a essere un grande musicista, è stato anche un maestro di vita. Io ho speso praticamente metà della mia vita con lui, quindi ho imparato tantissimo anche a livello musicale, ma anche civicamente, a livello di vita, proprio come vivere. Cioè, lui è stato per me, oltre che maestro, anche un grande amico, un grande... Un secondo padre, si può dire così? Sì, non lo ritenevo un padre per il semplice fatto che col fatto che C'è un ci modo di davamo dire dentro, eravamo poi. amici, però una persona con cui ho avuto un gran rapporto, sì. Era un dialogo aperto, si arrabbiava qualche volta il maestro con voi? Beh, Ci certo sono che si messi a ridere arrabbiava, tutti, giustamente, si arrabbiava, sì. E quando si arrabbiava mi racconti un po' cosa faceva? No, diciamo, Urlava? no, non era una persona che alzava un po' la voce, però giustamente si faceva rispettare. Era una persona molto decisa e molto simpatica allo stesso tempo. Beh, Quindi si sicuramente. arrabbiava per motivi giusti. Beh, certo, è ovvio, mica uno deve arrabbiarsi senza No, motivo, però se no sai, ci sono immagino. anche delle persone che sono sempre molto Certo, serie, certo. molto di carattere difficile, duro. Invece lui era una persona molto amabile, così, però giustamente si faceva rispettare. Lei vuole dire qualcosa, che so che è un po' di problema ancora, però qualcosa le deve essere, passiamo al microfono. Lei quando nasce il suo rapporto con i solisti veneti? È un po' più lungo, nel senso che Claudio mi conosce da che avevo 9 anni, per quando ho fatto la missione in conservatorio, quindi l'esame di ammissione me l'ha fatto proprio il maestro Scimone. E da lì è E nata... da lì ho studiato in conservatorio, poi insomma mi ha indirizzato lui alla fine del diploma per il perfezionamento poi. E nel ottobre dell'88 ho cominciato a lavorare nei solisti veneti. E poi le faccio l'ultima domanda, perché è un po' anche era fatta, chiedo. E prima le ho chiesto, prima di entrare in studio, lei suona il violino e la viola d'amore, Sì. no? Mi ha fatto vedere la viola d'amore, le ho chiesto tecnicamente la diversità tra un violino e giustamente l'elemento si vede perché ha 7 corde, però non avevo visto che aveva quelle sotto, Sì. può spiegare rapidamente? Allora, intanto la viola d'amore è un po' più grande, insomma, sicuramente del violino. Questo poi è uno strumento meraviglioso e ha queste 7 corde sopra dove io faccio scivolare l'arco e poi le 7 corde sotto che suonano per simpatia, quindi risuonano, ecco. A seconda cambia. Mi scusi l'ignoranza, come un eco? Sì, raccolgono gli armonici dello strumento, quindi lo strumento ha questo suono molto pieno, ecco. Molto particolare. Esatto. Stevanato, prende il microfono, anche lei che ha il contrabbasso, credo del 15-18, mi ha detto che è questo qui.
Ho detto, ho fatto No. qualche guerra, Cerco di effettivamente. sdrammatizzare perché i maestri di musica classica sono tutti seri, ligi, guai a dire una parola Ma in non è più. Invece con voi mi sembra, il maestro almeno era così, quando veniva qui si poteva chiacchierare di tutto e fare anche qualche battuta. Allora prima l'ho visto e ho detto, mamma mia, ma quante ore di concerti ha fatto quel contrabbasso lì? Sa, ha avuto qualche danno nella sua storia, io l'ho trovato così, però l'ho suonato come stava perché mi piaceva il suono. E Perché quindi ho c'è diversità preferito non fra toccare niente perché ho lasciato il suo ponticello originale che penso che sia mi di... scusi Stevanato, c'è diversità fra contrabbasso e contrabbasso? Cioè voglio dire, ci sono dei suoni diversi, non è che tutti fanno lo stesso suono? Ci sono grandi differenze di qualità di suono, può essere uno strumento anche di grande valore, di grande anche precisione di liuteria che ha un suono meno interessante. Da quanti anni lei con i solisti veneti? La mia collaborazione è abbastanza recente con i solisti veneti, però io penso sono molto fortunato di aver avuto modo di suonare col maestro Simone e di vedere dall'altra parte, di apprezzarlo, perché ovviamente io l'ho sempre seguito nelle registrazioni, nei concerti, dall'altra parte vedere che era veramente un grande maestro. Vabbè, sicuramente è stato anche un onore, insomma, praticamente Sì. avere questo. Allora andiamo anche da Gian Antonio Viero, il violoncello. Allora, Spiegatelo un po' se che posso dire, tecnicamente può dire scusi, tutto posso quello dire, che allora, vuole. parlando di anzianità, io credo di essere il più vecchio, almeno Tenga oggi. vicino il microfono. Sì, perché io il Anche primo, lei li porta bene allora, eh? beh, a parte sì che sono il più vecchio in senso assoluto come anni, però il mio primo concerto con il maestro Simone l'ho tenuto, ero ancora studente in conservatorio, lui mi ha chiamato perché aveva bisogno di violoncello, in quel momento aveva assolutamente bisogno, nel 1978, quindi si è fatti i conti ancora con i vecchi solisti, sto parlando. Sono 40 anni, giusto? Poi vabbè con una sosta, poi ho fatto quel concerto poi fino all'83, non ho più partecipato, però il mio primo concerto è stato, ho questo ricordo Mi dica, bellissimo Vero, perché fin da studente, insomma, certo, quante ore di prova fate prima di fare dei concerti? Oppure ormai vi conoscete talmente bene che non serve più nemmeno diciamo fare che i le prove? pezzi più o meno adesso ultimamente sono Ma sempre fate delle prove oppure sì, no? sì, facciamo le prove, sì, certo. Siete, 2 o 3 ore. 2 o 3 ore alla settimana oppure? No, il giorno del concerto ci si trova, mettiamo il concerto alle 21, ci troviamo alle 16, facciamo 2 o 3 ore di Sì, prova. perché poi mi diceva Degani che non tutti sono di Padova nelle vicinanze, Certo, tanti arrivano Vicenza, addirittura Venezia, in giro per Udine, l'Italia. Firenze, insomma. Vi divertite poi a fare questo lavoro? Tantissimo, io sì, io tantissimo. È proprio un divertimento. Alle volte penso che quale altro lavoro potevo fare, non mi viene in mente nessun altro tipo di lavoro se non questo. Beh, poi un lavoro perché, è anche... Sì, è bello. Di Vacri, le passo il microfono anche a lei, eccolo qui. Allora, lei da quanti anni suona? Con 20 anni. 20 anni, porca miseria, avete tutti una bella esperienza dunque là. E dicevo, cioè praticamente siete in 12 correggete, non vorrei... Numero variabile c'è. 15. Una quindicina. Sì. E quindi delle volte variabile perché magari qualcuno ha un impegno, non può venire. Ah, perché c'è il programma da più... Sì, a seconda dei programmi. Sì. Da più sì. Diciamo che una sinfonia di Mozart prevede un organico diverso da un concerto di Vivaldi. Di Vivaldi, certo, sicuramente. Ecco. E la musica di quelle che suonate, Tartini, Vivaldi, Mozart, quella che preferisce lei qual è? Ne ha una in particolare oppure sono tutte quella belle? Che sto suonando in quel momento. Ah, proprio ne... E la passione per per la musica classica quando nasce di là? Bella domanda, perché se posso raccontare un aneddoto personale, fu proprio Claudio Scimone un po' la scintilla, perché quando ero piccolino c'era questo programma il sabato pomeriggio, Chissà chi lo sa, e ci fu la partecipazione proprio dei solisti veneti.
Anche quello mi diede un po' una spinta. La spinta per sì. poter entrare. Sì, sì, un ricordo lei molto è di vivo, Padova? No, di Venezia. E quindi lei è venuto, si è presentato, come ha funzionato? Come è entrato nei solisti? Cioè, ha visto, è entrato in conservatorio, ha parlato direttamente col maestro? Dunque, sono stato chiamato per partecipare alle prove di un primo concerto della domenica. E proprio come ha raccontato il direttore Armellini, ti chiamerò Leopoldo, scusa, ecco, appunto, la prima cosa che mi disse il maestro Scimone, appunto, fu: chiamami Claudio. Subito, immediatamente. Mi disse: benvenuto di essere qui, noi qui ci diamo tutti del tu, quindi chiamami Claudio. Certo, lo chiedo a De Ganni, passo anche il microfono, le chiedo due cose. Adesso non c'è più il maestro. I solisti veneti, salutiamo anche la Gualaldi, che è quella che tiene i rapporti con la stampa e con la comunicazione. Cosa succederà nei solisti veneti? Andranno avanti? Chi sarà il dopo maestro Scimone all'interno dei solisti veneti e i progetti? Non so se è una domanda difficile, però visto sì, che voi continuate a fare concerti, continuerete credo a fare concerti. Certo, perché c'erano anche dei concerti già programmati dal maestro e anche... Non credo che i solisti si scioglieranno, insomma, mi auguro proprio di no. Ma me lo auguro anch'io. Comunque la volontà nostra è quella di poter onorare il maestro nel miglior modo possibile, quindi di continuare questa sua tradizione, ovviamente... sperando... Sì, ma ci vuole il factotum, tra virgolette, che essere un artista, indico l'artista, quello che si dà da fare, suona perché ha qualità straordinarie, però il factotum è quello che organizza, che dietro le quinte chiama tutti i colleghi, che dice dobbiamo fare questo, quell'altro, siete d'accordo? Un leader in questo senso ci vorrà, dico, c'è? Ci sarà. Ci sarà. E questo no, l'importante, io non voglio sapere chi, l'importante è che ci sia per il bene della musica, per il bene anche... Ci auguriamo tutti che presto ci sia. Ci sia, no, per il momento non c'è. No, per il momento no. Ci siamo, Prego, siamo Chiara. noi tutti insieme. Ah, Lucia, volevo dire, allora Lucia, pensate che per organizzare questa puntata avevo chiamato la Gualaldi, ho chiamato la moglie del maestro, che fra l'altro non è potuta intervenire perché è all'estero, altrimenti sarebbe intervenuta pure lei, e poi per ultimo ho trovato la fortuna di aver trovato De Ganni, ma proprio erano 10 giorni che cercavo di organizzare, per fortuna ho trovato De Ganni, quindi ringrazio lui per tutti voi che siete venuti per commemorare, per ricordare il maestro Scimone. Davvero grazie, vi rubo il microfono. Poi... Comunque, ripeto, ribadisco, quello che cercheremo di fare noi è cercare di rispettare le sue idee e di onorarlo nel miglior modo possibile. Sì, ci state riuscendo sicuramente, su questo non ho nessun dubbio. Va bene, dicevamo prima che lui ha suonato con grandi artisti della musica, chiamiamola normale, chiamiamola pop, da Bocelli a Lucio Dalla, a Massimo Ranieri, a tantissimi altri. Andiamo a vedere questo filmato, vediamo un paio di brani con questi grandi artisti. È lunga la lista di artisti che nel corso degli anni hanno collaborato con i solisti veneti e con il maestro Scimone, che fu il primo ad aprire a cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo nel corso dei suoi concerti, come nel caso di Andrea Bocelli, che insieme ai solisti si esibì nel dicembre 2010 nell'aula del Senato di Palazzo Madama per l'annuale edizione del concerto di Natale. Metti anche tu la veste bianca e spiedi l'uscio al tuo cantoro, ove non sei, la luce manca, dove tu sei, nasce l'amor. O come nel maggio 2004 al Teatro Olimpico di Vicenza, quando il 45esimo anniversario della fondazione dei solisti fu l'occasione per ospitare Lucio Dalla.
Lo sai che cosa c'è che non ho e non avrò il coraggio, ahimè, di volerti bene, portarti a passeggiare in riva al mare, buttarmi nei tuoi occhi da negare, trarre nel tuo corpo tra le vene, dirti almeno ne non mi vuoi bene, ma non sarà così, non finirà così, arriverà un giorno che noi sì, noi ci rivedremo qui, ci incontreremo qui, tu quel giorno tu, finalmente tu dirai di sì. La luna è bianca e stanca, si sposta dal cielo e arriva qui proprio sulla panca. Mi dice che tutto è vero, che amore è vero, che buca il cuore, mi lascia pancia in giù. Mi stendo sotto quel velo, mi chiedo sarà un cielo, ma mi volto e ci sei tu. O ancora al Teatro La Fenice di Venezia nel settembre 2008 con la partecipazione di Massimo Ranieri. Ben assai e tu non pensa a me, io ti voglio ben assai e tu non pensa a me. Sarebbe da vederlo per intero, perché al di là delle qualità, vedere artisti magari di musica un po', la musica è sempre bella, la musica un po' diversa, suonare assieme, credo che sia stato Armelini lungimirante anche in questo il maestro Scimone. Assolutamente sì, la sua storia parla per lui stesso. Mentre i colleghi suonavano, riflettevo su un fatto, e cioè che in natura il vuoto non esiste. Chiaramente il vuoto lasciato da Claudio è un vuoto immenso. E secondo me bisogna presidiare in modo che questo vuoto non sia riempito da chi non lo merita. Per cui io ritengo che le istituzioni, ma soprattutto la Regione, come minimo la Regione Veneto, dovrebbe operare in modo che i solisti veneti possano continuare a esistere, perché, questo me l'ha detto un funzionario regionale di grado piuttosto elevato, i solisti veneti rappresentano il cuore veneto. Il cuore del Veneto, il cuore musicale e artistico del Veneto. Per cui la speranza è questa, insomma, bisogna che qualcuno si faccia carico di questa situazione, sottolineando il fatto che non ci può essere un successore di Claudio Scimone. Ah beh, certo. Ho visto prima nei filmati con Lucio Dalla, era la Chiara quella che... Era lei, vero? Anche lì era. Nel vederlo davvero, cioè, mentre montavamo questi servizi, Paolo Giaretti e Settimo Gottardo, io mi fermavo con i ragazzi che li stavano montando, io li avrei guardati perché erano talmente belli, solo che televisivamente bisogna troncarli perché non c'è un tempo, però davvero ha fatto qualcosa di straordinario, insomma, il maestro Scimone nel collegare grandi artisti, e poi anche vediamo il balletto che sta facendo con Massimo Ranieri, cioè di una simpatia straordinaria. Sai, ecco, quel giorno che era al Senato a suonare con Bocelli, sentivi, diciamo da Veneto, sentivo l'orgoglio, no? Ero lì con i colleghi di tutta Italia e dire questo è di Padova, è Veneto. Allora, è molto vero quello che dice Leopoldo, la Regione ha il dovere, perché noi dobbiamo onorare la memoria del maestro, come? Intanto sono loro adesso gli eredi, no? Quindi spetterà a loro decidere come continuare, in quale forma, ma la Regione ha il dovere morale, culturale, di dire questa è un'eccellenza, primi i veneti, tutte queste robe qui, parole, no? Questo è un caso pratico. La cultura veneta nel mondo. Vogliamo lasciare cadere tutto? Bravo.
No, non si può far cadere. Io penso che poi, se vogliamo l'autonomia come richiede questa parte politica... Allora, invece delle panzanate, adesso non voglio parlare di politica qui, ma insomma dell'Inno Veneto e di tutte queste robe qui, questa è la musica vera del Veneto, prodotta nel Veneto nei secoli. Insomma, non ci vuole poi molto, non ci vuole tanto, non sono milioni di euro. Vabbè, adesso però chi fa il collegamento, direttore Armellini, con i solisti veneti, con la regione per mantenere quello che lei... Claudio in regione era conosciuto, via. Sì, ma è conosciuto, ma ora, ma dico, Claudio era conosciuto, ma ora ci vuole qualcuno. E c'è già Degani, andrà a nome qualcuno che vada lì a bussare alla porta. Degani deve andare lì, lei, dare passo il microfono. Se ha bisogno qualcheduno lo accompagnerà. Volevo far parlare a Chiara, però ha poca voce oggi. Allora... Io sono friulano però. Ma cosa vuol dire? Vabbè, nessuno è perfetto, dai. Però a parte quello che diceva il direttore... Poi la Repubblica Veneta si estendeva anche dalle tue parti. A Villa Manin. Degani, quello che diceva Paolo Giaretta, anche il direttore del Conservatorio Pollini, ci vuole qualcuno di voi davvero che si presenti, anche se giustamente è conosciutissimo Claudio Scimone in regione, però qualcuno che vada lì, perché poi sa, i politici hanno l'orecchio da mercante, non hanno l'orecchio come il vostro, che è di tutt'altra pasta, e quindi bisogna andare lì, rompere, allora sapete, vi ricordate, ecco, è un impegno che questo è. Certo, il tempo è giudice, vedrà. So che il sindaco di Padova... Poche parole, ma stavi dicendo, Paolo? In questo momento noi preferiremo non parlare di questo, quindi... Il sindaco di Padova ha preso una posizione, so che vi ha mandato una lettera, insomma, impegnativa. Questo è un patrimonio della città. Lo dico, io rappresento in questo momento un'istituzione, l'Alta Orchestra di Padova, che in qualche misura in passato ci sono stati litigi, ma io sono venuto dopo. Comunque un po' di concorrenza c'è, no? Però facciamo due musiche anche abbastanza diverse. Sì. Comunque l'Orchestra della Camera l'aveva fondata il maestro Scimone. Certo, non c'è dubbio. Allora, quindi è un patrimonio anche dell'Orchestra di Padova e del Veneto che ci siano ancora i solisti. Assolutamente. Perché fare buona musica. Assolutamente. E se faremo un nuovo auditorium dovremo cercare di riempirlo. Nessuno da solo lo riempie. Poi altro è studiare anche forme di collaborazione più intense tra queste due istituzioni musicali, ma è bene che vivano. D'accordo, credo che, senti Montaldo, credo che non ci siano dubbi su questo, no? È giusto che vivano? Sì, però non ci sono dubbi se questa iniziativa viene strutturata. Per essere strutturata deve avere bisogno intanto dei protagonisti, li abbiamo qui presenti, oltre anche all'altra orchestra. Abbiamo bisogno di un punto istituzionale fisso. Io vedo il ruolo della città di Padova come patrocinio fondamentale nella contrattazione regionale, perché quando vai in regione, nella musica sono le grandi fondazioni della Fenice e così via, se non hai anche dietro di te una struttura organica, urbana, civile, la contrattazione è più debole. Faccio un esempio. Ci sono delle città in Europa che della musica hanno fatto la loro essenzialità e il loro ruolo europeo. Salisburgo sarebbe una simpatica, bella città di provincia per passarci la vacanza e mangiare e bere del cioccolato caldo straordinario, se non ci fosse stato Mozart e la sua identificazione con Mozart. Ci sono molte città che hanno dato i natali a grandissimi musicisti, ma li hanno dimenticati. Non hanno fatto l'elemento portante della propria politica, della propria identità. Qui abbiamo invece la necessità di avere una città che si faccia carico non solo in termini municipalistici, perché questa musica è musica mondiale, è del mondo, è dell'umanità, ma si faccia carico come comunità urbana nella regione e nel paese di mantenere questo ruolo centrale nella cultura della musica da camera, che solo Padova ha, e che se invece perde questa occasione, perde un'occasione di diventare il Salisburgo della musica da camera per quanto riguarda il nostro paese. O si capisce fino in fondo un ruolo fondamentale,
o se no rimaniamo Sì, però è tutto giusto, fuori. però ci vuole la politica, in questo caso l'amministrazione comunale, che renda tale, come ha fatto a Salisburgo per Mozart, Giordani si è impegnato, Certo. adesso dobbiamo anche accompagnare questo Bisogna impegno accompagnarlo. in modo piuttosto Giustamente corale, Degani ecco. ha detto per il momento stiamo in silenzio, però poi sicuramente ha fatto Guardate che capire... qui nel Veneto c'è un problema drammatico. Non lo faccio per fare polemica politica, lo dico perché è un dato di fatto. Le orchestre, la mia istituzione riceve dalla regione 250.000 euro all'anno. La mia omologa orchestra della Toscana, una regione più o meno come la nostra, prende 10 volte tanto dalla regione. 2,5 milioni? Sì. Allora questo è il problema. Crediamo che per il Veneto questa grande tradizione musicale sia una ricchezza anche economica, per quello che può mettere, o no? Bravo. Se ci crediamo, investiamo. Tu pensa, Degani deve darsi da fare, ci ha capito? Piccole città tedesche, Bayreuth per esempio, una città che nessuno conoscerebbe, senza il teatro Settimo di Gottardo Wagner. ha girato tutto il mondo e sta ma sta spiegando che è dato a Salisburgo, è dato un po' dappertutto. Perché è un uomo curioso. È un uomo Ma curioso. così. Queste sarebbero, Bayreuth sarebbe una piccolissima città che nessuno ci passerebbe se non ci fosse la tradizione musicale wagneriana tenuta in piedi. Io credo... E questo è il ruolo di capire che la cultura dà un'immagine di civiltà, una città che è un'immagine mondiale, perché solo qui c'è questo tipo di incarnazione della cultura musicale veneta barocca, che sa anche contaminarsi con la modernità. Io credo, coltiviamola. Settimo Gottardo, io credo quanto ha detto lei, ha detto Paolo Giaretta e inizialmente Leopoldo Armellini, credo che davvero i solisti veneti devono essere riconosciuti come patrimonio della cultura musicale di Padova. Però per farlo avete ragione tutti, ci vuole qualcuno, scusatemi la parola che è magari un po' volgare, si deve rompere le scatole per farlo, perché sta pur sicuro, caro Giaretta e caro Gottardo, che la regione non viene qui, deve essere il buon Degani, il buon Armellini, il direttore Ma no, povero Degani, fallo suonare. Deve sì, essere lo facciamo suonare. il sindaco, però, no, i parlamentari padovani. A me piacerebbe... Quando io ero in Parlamento ho ottenuto dei Paolo risultati. Giaretta, a me piacerebbe allora, molto... I parlamentari si sveglino. A me piacerebbe molto a Padovano da Veneto, da italiano, che i solisti veneti fossero... al mondo sempre ci mancherebbe, ma ricordati come un'arte musicale, una cultura musicale che c'è a Padova, e per farlo con tutta la buona volontà delle parole nostre ci vogliono i fatti e ci vuole qualcuno che come sempre si dia da fare per poterlo fare. Il buon Scimone era all'altezza per farlo, io mi auguro che ci sia il successore che riesca a fare per il bene della cultura musicale di Padova, del Veneto e anche dell'Italia. Allora, parlavamo di... proprio anche a Salisburgo diceva c'è la casa di Mozart. Comunque no? scusi, posso Sì. interrompere? Il maestro Scimone è insostituibile per quello che faceva. No, certo, e certo. quello... Le cose che potremmo fare è soltanto creare una sinergia per portare avanti il suo modo di far musica, ma la figura del maestro non verrà mai... No, ma ancora ci deve esserci. Stavo dicendo proprio questo, Degani, che noi prima diceva, io l'ho visitata proprio poco tempo fa la casa di Mozart a Salisburgo, che qui il buon Scimone viveva vicino al centro di Padova, a Pontecorvo, e noi siamo andati lì nella zona a chiedere ai negozianti chi lo viveva, chi lo vedeva. Tra l'altro vi do una, non l'abbiamo trovato perché quello che aggiusta le biciclette che abitava proprio di fronte è mio zio, proprio zio di sangue, dunque, e non l'ho trovato perché ha 94 anni, dunque un po'... anche quella era un'istituzione. Era un'istituzione, sì, era mio zio, è mio zio perché ancora al mondo ha 94 anni. E allora siamo andati lì a Pontecorvo a curiosare fra i negozianti. Sentiamo cosa ha scoperto il buon Denis Maran. Una vita impegnata quella del maestro Scimone, sempre in giro per il mondo con i suoi solisti veneti e in occasione dei numerosi concerti che ha diretto nel corso della sua carriera, ma la sua base è sempre stata questa, Piazzale Pontecorvo, dove viveva e dove vi era anche e vi è tuttora la sede dei solisti veneti. Ha presente i galantuomini, quelli vecchi di una volta, dei film degli anni 50? Ecco, quello era il maestro Scimone. Il maestro Scimone è uno che ti vedeva e attraversava la strada per salutarti, non aspettava che fossi tu ad andare da lui. Una persona
unica e sarà una grandissima mancanza per la città di Padova. Una persona molto tranquilla, molto affabile, mi raccontava di tutte le sue avventure, i suoi concerti in giro per il mondo, è una buona persona, una brava persona. Alle mie spalle uno dei luoghi amati del maestro Scimone, dove lui veniva a riparare la sua bicicletta nel caso ce ne fosse necessità, ma molte persone hanno avuto occasione di conoscerlo, di condividere i momenti del maestro, ci hanno raccontato un po' la sua vita, le sue passioni. Abbiamo saputo per esempio che era un grande amante della cucina orientale, del sushi in particolare, portava spesso amici, colleghi, musicisti, insomma moltissimi episodi, moltissime occasioni di vita vissuta dal maestro Scimone ancora vive in chi frequenta, lavora, vive a sua volta in Piazzale Pontecorvo. Teneva allenato anche facendo la settimana enigmistica? Sempre, tutte le settimane, anche il sudoku, settimana mensile, sempre di settimana enigmistica. È una persona molto molto affabile. Quando lui parlava aveva una tranquillità, era sempre affabile con tutti, passava, si fermava, facevamo due chiacchiere assieme. È così, insomma, ecco. Basta perché È commovente un po', è vero o no? Ti sei emozionato? Sei emozionato? Perché ho detto che Padova voleva bene a Scimone, ma sul serio, come si vede da queste... Abbiamo visto il funerale, adesso i funerali sono sempre momenti difficili, però quando vedi la chiesa degli Eremitani strapiena, vuol dire che è un ricordo. Non è solo vado a dire grazie perché ho sentito tanti concerti. E anche una persona che manca, no? Manca un parente, manca un amico, manca, per tanti è stato un amico. È vero, allora andiamo in pubblicità, poi avremo l'ultima parte con altri servizi e altra musica tra poco.